E torniamo a parlare di Musile di Piave. Anche quest'anno il Comune ha organizzato i festeggiamenti di San Valentino per le vie del centro. Oggi cronache venete a Musile di Piave. Tra banchetti di cioccolato, dolcetti, salumi e formaggi, la festa di San Valentino si va a concludere. Andiamo a vedere le prelibatezze del paese. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love. Stefano ha realizzato questo grandissimo cuore. Come le è venuta l'idea di partecipare al Guinness dei primati? Questo è stato un invito, come più volte l'abbiamo detto in questi giorni, un invito che mi è stato fatto dall'amministrazione di Musile nel venire qui e fare questo tentativo di realizzare il cuore più grande del mondo in cioccolato. Non è la prima volta che realizzo un cuore in cioccolato, l'ho già fatto e mi è fatto molto piacere riproporlo, chiaramente diverso, espressamente per Musile. Infatti è ben evidenziato che questo è il cuore di Musile San Valentino. Signora, anche quest'anno le arance, simbolo di Musile, in chiusura di San Valentino. In chiusura, però sempre buone, speciali. Per abitudine noi da 60 anni le facciamo benedire il giorno di San Valentino e anche tutte quelle che compriamo durante la settimana per il fine della festa. Formaggi friulani a Musile di Piave, che cosa ci proponete? Ma qualsiasi tipo di formaggio, dall'alto Gemona, tutto fino al basso Friuli. Qual è il prodotto che ha venduto di più, che ha avuto maggior successo? Quello un po' stagionato, qui in questa zona sì. Signora, vedo anche dei salami. Salami bisogna che ci siano, no? Nei prodotti di Puglia ci sono anche i salumi. Una bancarella tipica di San Valentino, piena di cuori. Esatto. Cosa proponete? Tutti i cuori più pensabili, più innovativi. Dal cuore irratante sono quelli, cuori stoffa, cuori in latta, cuori intrecciati, cuori di legno, cuori di stoffa con ricamo in broderie de Suisse, ricamo svizzero, un po' di tutto. Avete proposto musetto e purè. Musetto e purè è piatto tipicissimo del nostro territorio e della trattoria La Fossetta in particolare. Il nostro musetto anche senza glutine, con il purè fatto con le migliori patate della zona. Il musetto lo serviamo anche con una grattugiata di crane fresco che dà vigoria e dà forza a chi lo mangia, dà una forza notevole. Presidente, anche quest'anno la festa di San Valentino in piazza, come sta andando la manifestazione? La manifestazione sta andando molto bene, abbiamo avuto un buon afflusso di gente sia giovedì che oggi. Il tempo ha permesso anche questo, perché abbiamo avuto 2 giornate non particolarmente fredde, quindi abbiamo avuto tanta gente. Penso ci sia soddisfazione sia da parte nostra che da parte dell'amministrazione, che tanto hanno fatto per ottenere questo risultato. E come degna conclusione, un po' di musetto e purè.